Benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Catania, un'agenzia di viaggi chiusa da un giorno all'altro, senza alcun preavviso, titolari irrintracciabili, decine di migliaia di euro spariti nel nulla, la rabbia dei raggirati. Le mani della mafia nel settore degli agrumi, l'offensiva della Procura di Catania e della Guardia di Finanza contro il clan Laudani ha scoperchiato un sistema di illegalità che soffoca l'economia sana, ma ancora una volta emergono imprenditori reticenti che non denunciano il pizzo e mafiosi che impartiscono ordini dal carcere. La storia di Maurizio Di Stefano, il libraio catanese che aveva denunciato il pizzo e ottenuto un risarcimento dallo Stato, dopo 15 anni per un'archiviazione deve restituire l'indennizzo. Ai nostri microfoni denuncia: mi sento tradito. A Partinico scoperta una truffa sul bonus facciate, sequestrato a un imprenditore 1.200.000 euro. Alle porte di Agrigento confiscata una discarica abusiva. I rifiuti venivano abbandonati e dati alle fiamme, 15 indagati. A Termini Imerese ora è caccia al tesoro del Bayesian. Messo in sicurezza lo scafo naufragato, i periti ispezioneranno le casseforti del veliero miliardario che dovrebbero custodire gioielli, orologi e monili di grande valore. A Catania aperto al pubblico finalmente il solarium del nautico sul lungomare, servizi attivi ma lavori ancora in corso per completare la piattaforma. Calcio a Palermo è il giorno di Inzaghi, il neoallenatore è rosanero, darò tutto me stesso per riportare il Palermo dove merita di stare. Calciomercato, le conferme di Inglese e Cicerelli tra le priorità del Catania. A Trapani ufficializzati i primi 3 acquisti. Bentrovati. Dunque a Catania un'agenzia viaggi è sparita nel nulla. Prenotazioni per le crociere annullate, migliaia di euro dei clienti in fumo, una vicenda dai contorni ancora poco chiari, ma ecco le testimonianze raccolte da Luca Ciliberti. Io avevo versato 2.800 euro e loro avevano dato a MSC solo 400 euro. 2.800 euro, noi venivamo ogni mese a portare la quota, quando poi all'improvviso abbiamo trovato tutto chiuso. Abbiamo versato un acconto di 3.200 euro presso l'agenzia Axel Travel, presso il centro Sicilia. Ci siamo recati per saldare l'intero importo presso le Ginestre, il centro commerciale, ma purtroppo l'agenzia era chiusa. Decine di migliaia di euro sparite nel nulla, volatilizzati. Un'agenzia di viaggi piuttosto nota tra gli addetti ai lavori per numero di transazioni e prenotazioni chiusa da un giorno all'altro senza alcun preavviso e titolari irrintracciabili. Lei è la titolare di questa agenzia viaggi? No. Ma a noi ci risulta che lei è la titolare di questa agenzia viaggi? No, perché l'agenzia non c'è più e io non sono la titolare, c'era una società dietro. E infine una ventina di clienti che hanno tutti denunciato, almeno quelli che si conoscono al momento, che alla vigilia della partenza della loro crociera si sono ritrovati senza biglietti e con le loro prenotazioni annullate. Quando noi siamo andati proprio per portare il saldo abbiamo trovato chiuso. È stato MSC a chiamarci a dire: non fate nulla, non portate soldi più a nessuno, perché in realtà le vostre quote, nel mio caso 2.800 euro, non sono state versate. Abbiamo contattato il fondo di garanzia, perché è presente nel contratto che abbiamo stipulato presso l'agenzia, e purtroppo siamo venuti a conoscenza che l'agenzia era inadempiente da diverso tempo. In una nota che ci ha inviato il centro commerciale di Tremestieri Etneo si legge che la società titolare dell'attività si è resa morosa di 5 canoni di locazione oltre che alle relative spese di struttura. Fino a marzo però titolari e dipendenti, secondo quanto testimoniato dalle stesse vittime, hanno continuato a incassare gli acconti dei clienti ignari di ciò che stava accadendo. Ancora a Catania imprenditori reticenti che non denunciano il pizzo e mafiosi che continuano a impartire ordini dal carcere. L'offensiva della Procura contro il clan Laudani ha scoperchiato un sistema di illegalità nel settore degli agrumi che soffoca l'economia sana, a contorno però omertà da un lato e strapotere dall'altro di chi anche dietro le sbarre continua a comandare. Adelaide Barbagallo.
Se vuoi lavorare in pace, paga, fai quello che ti diciamo e stai zitto. I tentacoli del clan Laudani nella zona di Acireale monopolizzavano il mercato degli agrumi, gli imprenditori acconsentivano al sistema fittiziamente legale e non denunciavano. Zitti però anche davanti agli inquirenti che con l'operazione Lumia, condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura di Catania, ha fatto luce sugli affari del clan. Imprenditori reticenti che in alcuni casi si rivolgevano ai Laudani per risolvere controversie o proteggersi dai furti. Adesso, assieme ai 20 indagati e agli 8 mafiosi arrestati, rischiano guai con la legge pure loro. Noi procederemo contro chi non rende la collaborazione dovuta, perché nel momento in cui si viene interrogati dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria si ha il dovere di rendere delle dichiarazioni vere. Se le rende, si rende false, c'è un reato e ci sono delle pene molto severe. Il capoclan Orazio Scuto, sebbene in carcere, gestiva gli affari come fosse un manager in hotel, grazie alla disponibilità di cellulari che gli venivano recapitati in cella con dei droni. Si rileva come dal carcere, come se si fosse in un hotel dal quale si telefona tranquillamente e si danno disposizioni criminali verso l'esterno. Io penso che chi di dovere dovrebbe prendere qualche provvedimento. Bisogna impedire che questi telefoni entrino e bisogna impedire magari che se anche entrino funzionino. Per gli affiliati al clan, Scuto era il papà, a significare il forte legame di appartenenza alla famiglia mafiosa dei Laudani. Adesso invece è la storia di Maurizio Di Stefano, il libraio catanese che aveva denunciato il pizzo, aveva ottenuto un risarcimento dello Stato, ma dopo 15 anni, archiviato il suo caso, deve restituire l'indennizzo. E ai nostri microfoni denuncia: mi sento tradito. Desiree Ferlito. Ha denunciato Maurizio Di Stefano con coraggio, sfidando la mafia, sfidando i suoi estorsori, ma a distanza di 15 anni raccogliamo il suo sfogo amaro, amarissimo. Io dal 2014, da quando è iniziata questa avventura, 2010, non mi ricordo più, sono passati 15 anni, sono stanco, punto. Era stato costretto a chiudere la libreria in centro a Catania dopo le ennesime intimidazioni subite. Maturò la convinzione che non c'erano più le condizioni per lavorare serenamente. Io ho avuto anche per un periodo determinato della scorta, avevo deciso assolutamente di cambiare aria e di rifarmi tutto da capo. Andato via dalla Sicilia e ripartita a Bologna con un'avventura imprenditoriale completamente diversa ma legata alla sua terra d'origine, un ristorante di cucina con specialità siciliane, Liccu. Ha potuto, dopo una lunga istruttoria, farlo grazie anche ai soldi ricevuti dal Fondo per la solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e usura, 150.000 euro. Il beneficio economico che gli era stato inizialmente concesso gli è stato revocato e ha ricevuto una cartella esattoriale dall'Agenzia delle Entrate che gli chiede la restituzione dell'intera cifra. Ma cosa le dovrei restituire? I frigoriferi, la macchina del caffè, l'abbattitore. I procedimenti penali aperti a Catania dalle sue denunce sono andati avanti, ma solo per il reato di usura aggravata, mentre le ipotesi di estorsione inizialmente formulate dalla procura sono state archiviate. Ecco il motivo, che suona come un paradosso. Ho gestito questa cosa, ho gestito il trasferimento a Bologna, ho gestito il trasferimento dei miei familiari e tutto. Oggi mi ritrovo con un pugno di mosche in mano. Di Stefano ha impugnato la cartella esattoriale e attende l'udienza nel 2026. Ritengo di essere stato tradito assolutamente, perché io come dovrei restituire 155.000 euro. Come? Una clamorosa ultim'ora. L'ex procuratore di Caltanissetta, Giovanni Tinebra, morto 8 anni fa e responsabile delle indagini immediatamente successive alla strage di Via D'Amelio, avrebbe fatto parte di una loggia massonica. Lo sostiene la procura di Caltanissetta, che ha disposto 3 perquisizioni nelle abitazioni riconducibili a Tinebra nell'ambito dell'inchiesta per i depistaggi successivi alla strage di Via D'Amelio. La procura di Caltanissetta dice in una nota: ha acquisito una pluralità di elementi che hanno fatto emergere concreti indizi circa la presenza di una loggia massonica coperta a Nicosia, in provincia di Enna, di cui avrebbe fatto parte anche Tinebra.
La Procura di Catania ha appellato la sentenza di assoluzione del professore d'università imputato di violenze sessuali e molestie verbali nell'ospedale Vittorio Emanuele Ferrarotto nei confronti di 8 studentesse. Il docente è stato assolto dalle accuse in quanto, secondo il tribunale, è vero che ha appoggiato i palmi al seno, si legge testualmente, al seno delle ragazze, però non c'è stata una pressione particolare delle mani, tutto testuale. Nel ricorso, firmato dal procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e dal sostituto Francesco Camerano, si legge che è illogico parlare di assenza di reato quando è accertato che il fatto contestato è effettivamente avvenuto. Inoltre si censura l'inaccettabile decorso di tempo del processo, che è durato 9 anni per una sentenza di primo grado che ha creato danno alle parti offese. A Partinico scoperta una truffa dello Stato sul bonus facciate. Un imprenditore iniziava i lavori, incassava il denaro e spariva. Ora ha subito un sequestro preventivo di 1.200.000 euro. Coinvolti anche 5 condomini dello Zen di Palermo. Manlio Viola. Avviavano lavori di ristrutturazione edilizia di facciate con il bonus del 90%, ma dopo aver chiuso i contratti con i condomini ed iniziato le opere, improvvisamente i lavori venivano interrotti. L'azienda però utilizzava la documentazione per completare le pratiche relative proprio al bonus ed otteneva crediti fiscali di fatto non ancora spettanti. In questo modo un imprenditore di Partinico avrebbe compensato debiti con il fisco risolvendo la propria posizione e poi avrebbe ceduto a società finanziarie terze la parte restante del credito vantato, ottenendo denaro contante ufficialmente per finanziare le opere. A scoprire il sistema è stata la Guardia di Finanza di Partinico, che, acquisita la documentazione sui crediti fiscali, è andata a verificare le opere. Fra queste c'erano le ristrutturazioni delle facciate di ben 5 grandi condomini dello Zen di Palermo, opere iniziate e mai finite. I finanzieri hanno potuto accertare che gli amministratori di condominio avevano già segnalato la mancata esecuzione delle opere dopo la prima fase di avvio dei lavori. Le indagini sono riuscite in questa fase a impedire la monetizzazione, ovvero che i crediti fittizi venissero incassati sotto forma di denaro contante e dunque la dispersione delle risorse. Per l'imprenditore è scattata la denuncia e il sequestro preventivo per un valore di 1.200.000 euro, ma se il danno all'erario è stato limitato, tante le difficoltà che restano ai condomini con le opere incomplete e in alcuni casi ancora con i ponteggi montati. Alle porte di Agrigento sequestrata una discarica abusiva. Rifiuti di ogni tipo venivano abbandonati e poi dati alle fiamme. 15 le persone indagate. Davide Sardo. Un terreno trasformato in una discarica abusiva e poi in un rogo a cielo aperto. Siamo a Serra Ferlicchio, alle porte di Fontanelle, frazione di Agrigento, dove per mesi sono stati abbandonati e bruciati rifiuti di ogni tipo: mobili, plastica, ferro, elettrodomestici e migliaia di dispositivi elettronici. La Procura di Agrigento ha disposto il sequestro dell'area e indagato 15 persone. Il terreno intestato ad un anziano era nella disponibilità di una coppia che gli faceva da badante e che, secondo gli inquirenti, avrebbe gestito il terreno come discarica illegale. Le indagini, avviate mesi fa, hanno scoperto il conferimento continuo di rifiuti ai titolari e collaboratori di attività commerciali. Le telecamere piazzate nella zona hanno ripreso i furgoni mentre scaricavano di tutto in cambio di un compenso in denaro. Quando l'aria risultava satura, i rifiuti venivano bruciati con gravi rischi ambientali. A Termini Imerese ora è caccia al tesoro del Basian. Messo in sicurezza lo scafo naufragato, i periti ispezioneranno le casseforti del veliero, che oltre a gioielli, orologi, monili di grande valore potrebbero contenere anche le memorie del miliardario Mike Lynch. Marco Gullà. Un vero tesoro all'interno del Basian, da domenica ormai in sicurezza al porto di Termini Imerese. Sì, un tesoro, perché all'interno del relitto ci sono gioielli e orologi di grande valore. Ci sono i quadri e soprammobili con cui Mike Lynch e la moglie avevano arredato il mega yacht. Nelle cabine, invase da fango e spazzatura, ci sono tutti gli effetti personali delle vittime, ma anche dei sopravvissuti. Ma ci sono anche tablet, cellulari, hard disk che aiuteranno sicuramente gli inquirenti nelle indagini per capire come
Cosa è successo all'interno del Bayesian? E poi le cassaforti, ben 3, potrebbero custodire le memorie di Lynch con i servizi di intelligence americana, inglese e israeliana. Nei prossimi giorni verranno eseguiti gli accertamenti irripetibili con tutte le garanzie previste dell'incidente probatorio. Saranno giorni fondamentali per ricostruire una vicenda ancora con tanti punti oscuri. Voltiamo pagina, il mare, primo rimedio a Catania al caldo intenso. Con qualche giorno di ritardo ha aperto al pubblico il solarium del nautico sul lungomare. Servizi attivi ma lavori ancora in corso per ultimare la piattaforma. Eva Spampinato. Finalmente è il primo giorno di mare. Ha preso il lettino fronte mare? Sì. Certo, almeno godo la vista del mare. I lavori sono ancora in corso, mancano le ultime rifiniture su tutta la struttura, ma l'estate è ormai entrata nel vivo e non si poteva indugiare oltre. Apre al pubblico il solarium del nautico al lungomare di Catania con tutti i servizi attivi, doccia, bar, spogliatoi e servizi igienici. Ci stiamo rilassando finalmente, che questo solarium hanno portato molto ritardo e un po' questo ci ha penalizzato, no? E siamo contenti, tranquilli. Già dalle prime ore del mattino il sole è bollente, quindi urge un bagno a mare, ma subito arriva il problema, le scalette. Ho fatto il primo bagno in questa struttura e ho visto che mancano dei gradini per poter scendere, tutte e 3 scalette. Dove ce ne mancano 2, dove ce ne mancano 3, perché le persone anziane come fanno a salire? Si possono tuffare. Il pubblico spera di far arrivare questi suggerimenti all'assessore di competenza per migliorare l'accessibilità in acqua e soprattutto agevolarne l'uscita. È una bella giornata, sono qui al servizio, sempre pronto per qualsiasi esigenza a intervenire. Ecco. Capitolo Playa, aperte le spiagge libere numero 1 e 3, nei prossimi giorni aprirà ai battenti anche la numero 2, solo a quel punto l'estate catanese potrà decollare. Libri adesso, ad Acireale Aldo Cazzullo ha presentato il suo nuovo libro Il Dio dei nostri padri, il grande romanzo della Bibbia. Il giornalista ripercorre il testo sacro e le sue storie collegandole ai nostri giorni. Emanuela Corsi. Aldo Cazzullo esplora la Bibbia e le sue storie collegandole alla contemporaneità. Il giornalista e scrittore, immerso nel barocco di Acireale, a pochi passi dalla cattedrale, ha presentato il suo ultimo libro, Il Dio dei nostri padri, il grande romanzo della Bibbia. Intanto è un onore essere in Sicilia, non c'è posto più bello al mondo, quindi non c'è posto più adatto per parlare di un libro profondo, importante come la Bibbia. Del resto basta entrare in qualsiasi chiesa in Sicilia per vedere affreschi, quadri, statue ispirate dalle storie della Bibbia, perché è vero che Dio vieta di riprodurre la sua immagine, però per fortuna noi italiani abbiamo disobbedito e ispirati dalla storia della Bibbia abbiamo creato i più grandi capolavori dell'arte occidentale. Nel libro Cazzullo ripercorre episodi chiave come la creazione, il diluvio, Mosè, Davide e Golia, fino alle grandi donne bibliche come Giuditta ed Ester. Con riferimenti all'arte e alla vita moderna, l'autore rende accessibile a tutti la narrazione biblica, portando il lettore a riscoprire le radici culturali e spirituali della nostra civiltà. A dialogare con l'autore nella splendida cornice del largo Giovanni XXIII, Paolo Valentino, editorialista e corrispondente del Corriere della Sera. Un appuntamento culturale che ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso. I cittadini sono contenti, tanti non accesi partecipano a questi eventi ed è un momento di incontro, di confronto, di dibattito, di crescita culturale, tutti insieme e quindi di consapevolezza. L'estate accese proseguirà con altri incontri culturali e concerti di artisti di rilievo. Arte al MAC di Scicli, Emilio Esgro, il maestro della cancellatura, guida i visitatori a percorrere la mostra L'Opera delle Formiche, servizio di Veronica Barbarino. Un Vangelo e dei codici ottomani cancellati, un Caravaggio capovolto, delle carrubbe dorate, la foto della moglie coperta da righe bianche e aneddoti dietro quasi ogni quadro. Questo e altro è stato spiegato dal maestro Emilio Esgro al curioso pubblico durante una 2 giorni esclusiva all'interno della mostra L'Opera delle Formiche al MAC di Scicli. Poiché l'arte contemporanea si fa vedere troppo e a cieca, la tecnica della cancellatura dell'artista risponde al bisogno di vedere meno, mettere tutto in discussione e usare la fantasia. Aver cancellato la parola significava riportare per me il problema della parola all'attenzione del pubblico in un momento in cui la comunicazione era prevalentemente visiva.
Isgro non cancella con lo spirito del distruggere, ma come Ulisse, che dichiara di essere nessuno per affermarsi davanti a Polifemo, nasconde per restituire valore alle parole e proteggerle, ma nel contempo le evidenzia, lasciando al pubblico la scelta di attribuire importanza a ciò che osserva. Hanno valore entrambi, il che crea una certa ambiguità, ma l'arte è fatta anche di queste ambiguità e contraddizioni. Non sai mai se è più importante quello che resta o quello che se ne va. E come diceva Picasso, l'arte è una menzogna che ci fa scoprire la verità. Tutto questo al MAC di Scicli. Adesso è il momento della nostra pausa, tra poco il giorno di Inzaghi a Palermo, poi i passi concreti del calciomercato per Catania e Trapani e infine l'editoriale. Vi aspetto, state con noi. Il Palermo presenta il suo nuovo allenatore, è il giorno di Pippo Inzaghi. Darò tutto me stesso per riportare il Palermo dove merita di stare, ha detto Marco Gullà. Oltre 2000 persone al Barbera per accogliere Pippo Inzaghi, il nuovo allenatore del Palermo. Un'accoglienza caldissima, in linea con il meteo. E questa mattina le parole del neoallenatore, visibilmente emozionato mentre ringrazia anche la sua ex società, il Pisa. Accanto c'è il DS Carlo Osti. Sono emozionato perché parlare di Pisa per me è speciale. Scusatemi, ma siamo umani. E dopo, quando è arrivato il Palermo, mi si è riacceso subito l'entusiasmo che spero mi contraddistingua. Quello che è successo ieri è qualcosa che non mi ha fatto dormire stanotte, devo essere sincero, inaspettato, immeritato. L'ex attaccante di Juve e Milan, tra le altre, ha parlato della grande responsabilità che sente nei confronti della città e dei tifosi. Vuole riportare il Palermo dove merita attraverso sacrificio, spirito di squadra e lavoro quotidiano. Però sicuramente mi dà una carica incredibile per cercare di far tornare questa città, questo popolo, dove è sempre stato, dove merita di stare. Ho una grande responsabilità nei confronti di questi dirigenti che mi hanno voluto a tutti i costi, che mi hanno fatto sentire molto importante e che si aspettano tanto da me e il mio staff, ma io quello che posso assicurare è che daremo tutto noi stessi per rendere la società, in primis i tifosi, orgogliosi di noi. Il calciomercato iniziamo a avere i primi passi concreti. La conferenza stampa di ieri ha messo in luce come vorrà operare il Catania, mentre a Trapani sono stati ufficializzati i primi 3 acquisti. Francesco Triolo. Una squadra costruita ad immagine e somiglianza di Mimmo Toscano, il vestito che il direttore generale Alessandro Zarbara ha confezionato durante la conferenza stampa di presentazione della nuova dirigenza rossaazzurra e che conferma come il tecnico, il direttore sportivo Ivano Pastore lavoreranno a stretto gomito sui profili da inserire. Un lavoro innanzitutto di sfoltimento della rosa che in questo momento è extra large e che dovrà portare alla vigilia della partenza per il ritiro di Norcia ad avere elementi giusti per lavorare al meglio. Il colpo, tendenzialmente non si cerca il colpo effetto, poi magari lo diventa dopo, quello che magari tu hai preso come un calciatore che non ha effetto, poi invece lo diventa perché in quel contesto funziona particolarmente bene. Se facciamo il colpo delle figurine è più difficile. Questa è la filosofia, i nomi più gettonati sono quelli intanto che ci sono in rosa. Con Inglese si sta discutendo il rinnovo del contratto, al ritorno dalle vacanze si farà il punto, poi c'è Ciccerelli che ha un altro anno di contratto e quindi potrebbe anche rimanere. Bisognerà valutare invece le eventuali offerte per Castellini. Al Trapani i primi nomi in entrata li ha ufficializzati proprio il presidente Antonini sui social. Il centrocampista Giovanni Di Noia, uno dei pilastri dell'Entella che ha vinto dominando il girone B di Serie C, e l'attaccante Francesco Gandolfo, reduce dall'esperienza al Monopoli. Inoltre arriverà anche il 18enne Francesco Podrini, preso dalla D, sul quale c'erano società di Serie B.
d'accordo. Giustamente magistrati e investigatori lamentano il fatto che il Pizzo è difficile da sradicare perché sono poche o pochissime le denunce. L'abbiamo visto poco fa, il clan mafioso dei Laudani a Catania imponeva il controllo sul commercio e il trasporto degli agrumi nell'Azzese e aveva furbescamente trasformato le estorsioni in compensi a procacciatori d'affari. Quindi roba apparentemente legale, fatta proprio per eludere i controlli. E anche stavolta la magistratura ha definito inquietante purtroppo il fatto che non c'è stata nessuna collaborazione da parte di chi versava a Cosa Nostra le tangenti, che anzi in certi casi chiedeva aiuto ai picciotti per risolvere le controversie. Peccato però poi che ci sono storie di segno opposto, anzi vere e proprie disavventure, come quella che avete sentito poco fa, che ha per protagonista un coraggioso imprenditore, Maurizio Di Stefano di Catania. Quasi 15 anni fa si era visto costretto a chiudere la sua libreria in centro città dopo aver denunciato e sfidato quindi la mafia, che lo perseguitava pretendendo sostanziose tangenti in continuazione. Lasciata la Sicilia, Di Stefano ha aperto a Bologna un locale di cucina con specialità siciliane e ha potuto farlo grazie anche ai soldi ricevuti dal Fondo per la solidarietà per le vittime di estorsione, perché c'è un fondo per le estorsioni, si viene rimborsati. Peccato però che il beneficio gli era stato inizialmente concesso, 150.000 euro, ora gli è stato revocato. Anzi, Di Stefano ha ricevuto una cartella dell'Agenzia delle Entrate che gli chiede di restituire l'intera somma. Motivo? I procedimenti penali aperti a Catania grazie alle sue denunce sono andati avanti soltanto per un reato, usura aggravata, mentre l'ipotesi di estorsione, che pure era stata fatta propria dalla Procura, è stata archiviata. Quindi addio al rimborso dello Stato, denaro che ora Di Stefano deve restituire, mandando in rovina la sua attività. Mettiamoci d'accordo, dicevo. Che incoraggiamento diamo a denunciare il racket quando per paradosso uno Stato apparentemente strabico punisce i pochi che non si lasciano intimorire dalla mafia? Domanda, il Pizzo è estorsione o no? Oppure è diventato pure provvigione, come si divertivano a definirlo nel clan Laudani? Ci fermiamo qui, grazie e buon pomeriggio.